Da piccola ho sofferto per anni un dolore nel fianco e i medici di allora non capivano da che cosa derivava quel dolore. Il dolore era sempre più ravvicinato, sempre più lungo, sempre più forte, sempre più insopportabile. Nessun medico, i miei genitori li hanno girati tutti quelli che conoscevano, nessun medico pensava di fare i raggi. La parola i raggi non erano nella loro testa. Ognuno mi curava cose che pensavano loro, la milza, l'intestino, i capricci, perché non volevo mangiare, perché non volevo fare questo, perché non volevo fare quello, insomma, tutte cose che io invece, il nonno diceva, sta carusa è come a mia. Il nonno aveva sofferto di calcoli renali, per cui si era fatto fare all'epoca una vasca di zinco, perché ancora le vasche da bagno in casa le avevano poche persone. Il nonno si è fatto fare una vasca di zinco che ancora c'è, vi ricordo, perché gli dicevano di mettersi nell'acqua calda per mandare questi calcoli quando aveva il dolore. E quindi lui conosceva quel tipo di dolore e sentendomi lamentare, perché stavamo insieme con i nonni, diceva sta Carusa è come a mia, questa ragazzina è come me. Questa frase mia mamma la prendeva come malaugurio, invece era un campanello d'allarme da cui potevano partire. Poi c'è stato una volta un medico, l'ennesimo medico, un compagno di scuola di mio padre, che come ripeto mio padre non hanno lasciato medici senza interpellarli, e questo ha detto facciamo i raggi a questa ragazzina. Mi hanno fatto fare i raggi all'intestino e il radiologo ha detto non c'è niente all'intestino, ha mai urinato sangue sta bambina? I miei genitori si sono spaventati a urinare sangue perché potrebbe avere qualcosa al rene. E come facciamo per saperlo? Rifacendo i raggi. Hanno rifatto i raggi e il mio rene era pieno di calcoli. Erano nati con me, erano cresciuti con me, mano a mano il dolore diventava sempre più forte e sono arrivati a quell'età che poi avevo 13 anni, ma erano già anni che soffrivo. Sono arrivati a farmi la morfina più di una volta, perché solo con quello mi calmava. E ancora, dopo aver visto come era combinato il mio rene con tutti quei calcoli, ancora hanno perso tempo per mandarmi sotto l'operazione con soluzione Schum, decotte di erbe, è passato circa un altro annetto e poi mi è venuta la febbre, insomma. Poi, per abbreviare, non la voglio dire tutta, sono scappata da una clinica, mi volevano operare con l'anestesia locale, io piccola come ero mi informavo, ero piccola ma ero matura, chiedevo alle persone che c'erano passate prima di me con delle operazioni e dicevo al professore che mi doveva operare voglio essere addormentata tutta, non voglio essere operata con l'anestesia locale, ma il professore non si è preso quella responsabilità perché diceva che il cuore non avrebbe resistito all'operazione, senza la sua conferma lui non mi avrebbe operato con l'anestesia totale, eccetera. Anche questo abbiamo superato e poi c'era un medico che veniva a casa nostra perché curava la nonna e nello stesso tempo si interessava pure di me. Quando ho saputo tutta questa tragedia, ha detto a mio padre non so se vi dovete vendere un pochino di terreno o qualcosa di quello che avevamo, però io vi consiglio di andare a Catania. Mio padre si è preso le lastre, è andato a Catania, il professor Lino quando l'ha vista ha detto sta ragazzina si deve operare subito, altrimenti l'altro rene si ammala pure e non c'è più niente da fare poi. E dice quando possiamo venire? Anche domani. Perciò torna a casa mio padre, le valigie erano ancora fatte, prendiamo queste valigie e partiamo per Catania. In via Messina c'era la clinica Lino. Mi hanno ricoverata, io porto il nome di una ragazzina che era morta durante la Spagnola e aveva 13 anni e la mia nonna paterna, quando sono nata io, ha voluto, invece del suo nome, come si usava allora, farmi mettere il nome di quella sua figlia che aveva perduto. E allora io avevo chiesto alla nonna, perché mi ero convinta che morivo pure io a quell'età, perché portavo quel nome. Nonna, ma quella figlia che vi è morta, voi dite sempre che è morta all'età dei 13 anni, ma di preciso li aveva fatti, li doveva fare 13 anni. Quant'era di preciso di età? E la nonna, che non capiva che io la sprovavo, mi disse aveva 13 anni e 8 mesi.
Io sono nata ad aprile, l'operazione è stata fatta a dicembre, 13 anni e 8 mesi. Quindi guarda cosa ho fatto, mi sono confessata, perché sono cresciuta nel collegio delle suore, qui ad Alitterme, mi sono confessata, comunicata e mi sono salutata con tutto il paese, amici e parenti, perché tutti mi volevano bene, mi sono salutata con tutti, rassegnata che sarei morta. L'indomani dell'operazione a Catania, i miei genitori accanto al mio letto parlavano tutti e due, io ero ancora presa dall'oppio e ho chiesto dove sono, non capivo dove ero, dove sono. Mio papà mi ha detto: Ninuzza, papà, siamo a Catania, ti ricordi dove siamo venuti ieri sera? Ti hanno operato. E io dico: mi hanno operato e campai. Pensavo che ero morta e stavo sognando qualcosa, perché ero così rassegnata che sarei morta, che non credevo di essere rimasta viva dopo quell'intervento. E invece sono ancora qua a raccontarla, dopo 71 anni che vivo con un rene. E per questo mio rene che mi manca, ho vissuto sempre con la paura che si ammalasse l'altro rene, che non avrei potuto fare tante cose della vita. Invece la mia vita è stata normale, ho avuto 3 figli con la forza della mia volontà, magari contro il parere di tutti perché dicevano che era impossibile, anche perché poi si erano aggiunte altre cose. La vita è piena di complicazioni, non li sto a raccontare tutti quanti, se no sarei di nuovo un altro libro. Ho la gioia di vivere e di avere tanti amici e di essere tanto amata.